o dal sito. Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Buonasera, a voi la linea. E ce lo finiremo di sentire più tardi. Ma che regalone che mi ha fatto Antonino stasera, facendomi ascoltare, devo dire, nella mia ignoranza, non sapevo di questo brano inedito, fra parentesi un brano di Frank Zappa del 66, Move On, che è stato pubblicato proprio poco tempo fa, diciamo qualche giorno fa, il 17 aprile, quindi un regalino mi hai fatto, Antonino. Intanto saluto in regia la nostra Natalia, dall'altra parte dell'etere invece, come io non mi devo presentare, mi avrete riconosciuto, siamo sentiti anche sabato, diciamo fuori programma, e io sono Lorenzo Viviani, dall'altra parte del microfono il mio alter ego, come i Blues Brothers, i fratelli blues, i fratelli libertà, sembra sì, fratelli bandiera, i fratelli, come potremmo essere chiamati? Fratelli? No, i fratelli bandiera, tanto lo sai che dobbiamo fare l'unione in civile quando ci licenzieranno da questa radio, quindi fatti più là. Quel turbamento sento arrivare, fatti più là. Io pensavo qualcosa di diverso, però già però la pressione tu mi fai alzare, quelle labbra che tu hai, con quegli occhi che tu hai, quello sguardo che mi dai, Natalia, io lo un colpo di per taser per il me nostro son Antonino. guai. Devi tenerti, Natalia. Voi siete ragazzi cin cin, signori, no, io lo devo dire, l'Italia deve sapere. L'Italia deve sapere. Voi siete i ragazzi cin cin, la definizione che ha dato di noi Natalia. Intanto Natalia, buonasera e buon lavoro pure a te. Ma cioè, se noi siamo i ragazzi cin cin, scusa, tu sei la nostra Umberta Smaila a questo punto. Che non è proprio bellissima una Natalia con i baffetti, una Natalia con i baffetti. Esatto, a posto siamo, bellissimo. Cin cin, cin cin. Siamo riusciti ad andare nel degrado più totale.
Meraviglioso. Poi In 2 secondi noi riusciamo a buttare veramente in vacca una trasmissione, una radio seria in giro di pochi secondi. Sì, esatto. Cioè, prima c'era una persona seria che è Alessandro Gnocchi, che faceva un bellissimo programma di cultura, alta tiratura, insomma, bello impostato, elegante, col suo stile, come Dio comanda. Al sabato, per esempio, a Luna c'è Oretta Pierotti Cei, molto elegante, molto compita. Uno, cavolo, la sta a sentire, si sente una persona migliore. E poi ci siamo noi. Ma poi Che di persona siamo anche peggio, voglio dire. No, questo non è vero. La radio riesce a tirare il peggio di noi fuori. No, però detto questo, devo dire la verità che sei tu che ti abbassi, perché tu tutta la settimana ti trattieni. No, sì, perché tutta la settimana ti trattieni, no? È questa cosa. E poi arrivi venerdì, e sei questo sfogo con Viviani, insomma. No, ma non è tanto questo. È il Mr. Hyde che esce fuori, no? Ma perché in realtà io sono tamarro inside, lo sai? Io sono per quello, ma io sono il funky tarro di cui cantavano gli articolo 31. Di fare la trasmissione con te, il bello di fare la trasmissione con te, che io so, cioè io sono zero confronto, però so, diciamo, dove stimolare Antonino Danna, che non è bellissimo dire così. Però veramente ti do là su certe cose e so che tanto te parte senza c'è feeling. C'è Heineken pure. Sì. Detto questo, pubblicità leghista. Prego. Cerchiamo di diventare seri, anche perché parleremo di cose serie tra poco. Inizia con la tua apertura, che semmai non è la solita i riti di ingresso. Certo. Amici miei, il nostro petting, vai. Vabbè, ora stiamo toccando veramente delle pagine, vi prego, dai, insomma, tutta questa intimità offerta al pubblico non mi pare il caso. Amiche e amici miei, non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Chilometro Zoom, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1181 di oggi, venerdì 24 aprile dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semi Varin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340-670-9659 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure 0292947222 se volete essere dei nostri attraverso quel magnifico apparecchio ideato da Antonio Meucci che risponde al nome di telefono, e aggiungerei, quando qualcuno ti risponde è molto utile, se no è un buon fermacarte e basta. Detto ciò, noi cominciamo la nostra trasmissione aggiungendo anche una cosa che, come vi ha detto Lorenzo, il pezzo iniziale, il disco start era Move On di Frank Zappa e scusate, ma io mi sono incartato mentre dicevo 24 aprile, mi sono un po' perso come l'altro giorno durante la rassegna stampa quando ho detto Gianni Brega, signori. Quello è stato probabilmente il miglior lapsus che mi sia mai capitato da quando io sono davanti al microfono di questa radio. Guarda, Gianni Brega è stato bellissimo. Volevo parlare di Gianni Brera e invece mi è venuta sta crasi tra lui e Mario Brega che è veramente qualcosa di eccezionale. Oddio, un'altra volta mi capitò un sabato mattina, c'era lunghe file e io nella velocità di dire di leggere la notizia dissi lunghe fighe in autostrada, ma questo forse interessa. No, veramente l'hai detto così. È successo per davvero. Se eri a un TG e venivi blobbato per il no, invece gli ascoltatori hanno avuto pietà di me, per fortuna, e passò, diciamo, sotto silenzio, però in effetti
È stata un'altra delle grandi gaffe fatte al microfono dal Perché hai solo in sottoscritto. mente quella cosa lì, è quello lì il problema. Detto questo, Ma 17:44 sai, ormai è reato essere eterosessuali in questo paese, ok. per cui se questo è un Ma reato, sì, infatti mi dichiaro colpevole. mi dichiaro colpevole. Colpevole. Anche se c'è un debole per Viviani, lo sai, no? Quello Detto questo, sempre. Ecco, facciamo detto adesso le questo, persone torniamo serie che seri, abbiamo un torniamo seri cattedratico. e andiamo, diciamo, al tema invece della trasmissione. Noi parliamo sempre di agricoltura. Nel passato abbiamo fatto, diciamo, vari focus proprio sui TEA, sulle tecniche di evoluzione assistita, le tecniche genomiche applicate all'agricoltura. Abbiamo anche cercato di fare chiarezza su un argomento che molte volte viene banalizzato perché conviene, perché molte volte si fa anche politica in maniera trasversale, perché poi non ci sono colori politici su queste cose, c'è solo da capire veramente di cosa sta parlando. E dato che c'è stato un passaggio anche a livello europeo, non definitivo, ma comunque c'è stato un passaggio in Consiglio per quanto riguarda sempre questo tipo di tecnologia genomica, che naturalmente permetterà di andare anche verso degli standard qualitativi, penso all'utilizzo minore di fitofarmaci o per andare anche incontro ai cambiamenti climatici. Noi ci affidiamo sempre a chi queste cose le sa, perché è inutile andare a sentire gli stregoni, i guru o persone che, o i politici, mi viene da dire che molte volte ne sanno veramente poco. Andiamo direttamente alla fonte, chi li studia e che è stato già ospite di Radio Libertà. Quindi do il benvenuto a un amico di Radio Libertà, perché è stato tante volte con noi, il prof Mario Pezzotti, che è prof di genetica della genetica agraria dell'Università di Verona, e diciamo è quello che ci può illuminare in queste, soprattutto dirci quello che c'è stato a livello europeo. E, fra parentesi, noi italiani, prof, siamo anche molto bravi in tutto questo, quindi anche nella ricerca siamo avanti. Ti lascio la parola. Tanto buonasera, prof. Buonasera, professore. Buonasera a voi e buonasera a tutti i radioascoltatori. Insomma, parlare di TEA, che è la traduzione italiana della NGT, ma non è una traduzione letteraria. Abbiamo voluto noi genetisti dare un significato anche nel risultato delle applicazioni. L'Europa parla di nuove tecniche genomiche, noi parliamo di tecniche di evoluzione assistita, perché l'uomo da 10.000 anni assiste all'evoluzione e orienta l'evoluzione, in questo caso orienta l'evoluzione attraverso strumenti modernissimi che consentono di fare la mutagenesi di precisione, cioè vuol dire correggere quei geni che non sono utili o che possono dare delle caratteristiche non di pregio alle piante. Che cosa è successo a Bruxelles? Se volete vi racconto. Il Consiglio ha approvato, ma siamo di fronte ancora allora è stato fatto un nuovo regolamento che è partito nel 2019 con la proposta di regolamento eccetera eccetera. Siamo arrivati a 7 anni da questa proposta, un anno di rivieni, di consultazioni eccetera eccetera, e adesso dovremmo essere al rush finale. Peccato che il rush finale dal Consiglio deve andare alla Commissione Envi del Parlamento. La Commissione Envi del Parlamento si vocifera che faranno dei nuovi emendamenti. Se per succedere questo dovremo aspettare ancora un altro po' di tempo, ma tutti sembrerebbero allineati in una approvazione del nuovo regolamento che distingue le piante TEA dagli OGM. Questo è quanto succede. Quando succede, che è quanto il quid della sostanza. Quando succederà? Noi speravamo alla fine, metà maggio, fine di maggio. Proprio questa mattina sono arrivate informazioni da Bruxelles che forse tutto slitta a giugno. Speriamo che slitti solamente, che non naufraghino di nuovo queste buone intenzioni degli europei per poter avere un'innovazione che possa competere con le innovazioni che già vengono utilizzate in altri paesi, per primo la Cina, poi gli Stati Uniti prof, e infatti, tutti gli altri paesi. Sia rimasto solo l'Europa in stand-by. E infatti la domanda che volevo fare era proprio questa. A parte che ci siamo collegati e abbiamo già diciamo, spiegato molto bene ai nostri ascoltatori differenze e anche, scusami, voglio ricordare che c'erano anche collegati quando c'era stato quegli atti vandalici nei campi sperimentali. Sì. Però in tutto questo l'Europa
allunga, diciamo, il sugo su delle tecnologie che potrebbero dare delle risposte al mondo agricolo, anche col Green Deal, diciamoci la verità, perché comunque sia si vuole sempre abbassare l'utilizzo di fitofarmaci, oppure si vogliono dare risposte al mondo dell'agricoltura, però poi si fatica a far passare studio, ricerca, perché poi si basa su questo, studio, ricerca, lavoro di universitari, il resto del mondo. E fra parentesi, non rischiamo già di mangiare in altri prodotti che provengono da queste tecnologie? Guarda, mi fai una domanda politica. Io, come mi hai introdotto dicendo che sono un esperto di questo argomento, quello che vi posso dire è che questa tecnologia deriva da una scoperta del 2012 che ha dato poi il Nobel a due scienziate, una americana e una francese, del 2020, quindi stiamo parlando già della bellezza di 15-16 anni fa, e siamo di fronte a una tecnologia che quando applicata può dare dei risultati che possono inimmaginabili fino a 10 anni fa, 15 anni fa. E quindi sicuramente nei luoghi del mondo e nelle nazioni molto sviluppate, e per questo vi dico Cina e degli Stati Uniti, si sta utilizzando in maniera, diciamo, intelligente e anche in maniera puntuale sulle specie di grande interesse per loro. Vi faccio l'esempio del riso per la Cina, poi immaginate il mais, la soia per gli Stati Uniti, tutta una serie di commodities. Noi europei possiamo dire che su certe specie di interesse mediterraneo non siamo secondi a nessuno, ma voglio dire, dobbiamo assolutamente, uno, sperimentare in pieno campo, due, avere l'opportunità di commercializzare, e quindi poi di entrare nella competizione ad armi pari insieme con gli altri. Se sono sul nostro piatto non lo sappiamo, perché queste tecnologie, se non vengono dichiarate, sono irrintracciabili. Certo, e prof l'aveva spiegato molto bene più di una volta anche la differenza con gli OGM, che invece ad esempio avevano la caratteristica comunque di poter essere tracciati da un certo a livello molecolare. Può essere tracciato perché c'è qualcosa di riconoscibile all'interno del genoma, mentre qui quello che si fa è si creano delle mutazioni o si induce qualcosa che anche in natura può avvenire. La differenza sostanziale è che qui stiamo imitando la natura, di là stavamo un po', diciamo, la superavamo. In questo caso la imitiamo, ma la imitiamo con precisione, perché la natura, proprio per quello che ci ha insegnato Darwin, è del tutto casuale tutto quello che avviene, e nella casualità a volte ci sono degli eventi che sono utili all'uomo. Nel caso specifico noi andiamo prima a studiare i genomi, capiamo bene quali sono i casi che ci interessano di modificare, e puntualmente lo facciamo, e poi vediamo l'effetto sulla pianta e verifichiamo se questo effetto è l'effetto desiderato. Se è desiderato, e se quindi conferiamo per esempio alla vite, al melo e le resistenze alle malattie principali, l'impatto sulla sostenibilità è enorme. E inoltre conserviamo tutta la biodiversità e il patrimonio vegetale agrario che ci rende famosi in tutto il mondo. Ma infatti sto monopolizzando l'intervista perché Antonino è dall'altra parte, il mio collega, però l'ultima domanda, se permettimi Antonino, la volevo fare. Potremmo proprio chiarire, cioè nel terrore io ho visto già alcune ANSA e parte già qualcuno attaccando, sollevando magari critiche, fomentando anche delle paure, anche un po' di complottismo che ci sta. Poi la gente ha sempre, dietro a una decisione di questo tipo, vede magari sempre qualcosa. Possiamo rassicurare, cioè possiamo dire c'è qualcosa per spiegare che non ci sono, cioè è una cosa che ci darà un grandissimo servizio al mondo agricolo, ma a tutti noi, senza, come stanno facendo alcuni, fomentare paure o comunque mettere quel seme, mettere quel sospetto, ecco, mi viene da dire, che ci sia qualcosa dietro, anche diciamo le solite multinazionali, come venivano paventate con gli OGM. Allora, chi vuole sospettare lo fa sempre, chi vuole fomentare, chi vuole dividere, chi vuole anche disinnescare il valore della scienza, lo fa comunque.
quello che io posso dire è che l'importante è la conoscenza. Noi scienziati abbiamo l'obbligo e il dovere morale di comunicare quali sono le cose che facciamo, e lo facciamo alla luce del giorno, non stiamo facendo esperimenti che non possono essere descritti ai più, e cerchiamo di descriverli anche nella maniera più semplice possibile. Per esempio vi diciamo che noi a Verona abbiamo sviluppato delle piante di vite che sono esattamente le stesse varietà che vengono coltivate, e a queste conferiamo, attraverso la mutagenesi di precisione, quindi attraverso il cambiamento di una pagina di una lettera di un libro, di una parola, di una pagina di un libro, conferiamo la resistenza ai patogeni più importanti. Questo vorrebbe dire non solo l'impatto, potrebbe dire di ridurre il 90% l'impatto dei fitofarmaci e avere conservata tutta la biodiversità. Altrimenti, dall'altra parte, c'è l'utilizzo dei fitofarmaci, il pericolo della perdita di biodiversità, perché chiaramente non sarà più possibile utilizzare alcune varietà che sono troppo sensibili ai patogeni, e questo secondo me deve essere capito da tutti. È tutto molto semplice. Noi faremo i campi sperimentali saranno visitabili, è tutto alla luce del giorno. I complottisti possono venire sulla Luna e vedere queste piante, che non saranno sulla Luna, ma saranno nei campi sperimentali, dove faremo queste sperimentazioni alla luce del giorno e nella correttezza e nel rispetto di tutte le regole. Grazie prof sempre per la chiarezza, e allora speriamo di aggiornarci a presto con qualche notizia positiva, insomma, con qualche La politica europea finalmente. Ecco, un'altra cosa, perché lasciatemi dire, queste piante sono in altri luoghi del mondo, sono già state sviluppate e come vi dicevo sono indistinguibili dalle piante coltivate, perché queste mutazioni, come dicevo, sono come se fossero create dalla natura, e quindi non c'è materiale esterno. Nessuno, noi scienziati vi possiamo garantire che noi non abbiamo modo di tracciarle, mentre per gli OGM c'era l'opportunità tecnologica per il tracciamento. Questo non è proprio possibile. Quindi alla domanda se le mangiamo già o non le mangiamo, io rispondo non lo so e non lo sapremo mai. Cosa sta facendo l'Europa? Speriamo presto, e l'Italia dovrebbe fare il massimo per la trasparenza, e questo lo stiamo facendo tutti insieme anche con tutti gli stakeholders, con tutte le associazioni di lavoratori in agricoltura, con i ministeri, con i politici e con le società scientifiche. Io rappresento anche la società, non rappresento, sono uno dei soci della Società Italiana di Genetica Agraria, che tanto si è spesa per sviluppare il termine TEA, per spiegare a tutti quanti che cosa vuol dire e quali saranno gli effetti. Assolutamente, ricordiamo che alcune associazioni agricole che storicamente erano contro gli OGM, invece adesso sono dei validi alleati sulla tematica del TEA. Io ringrazio veramente prof, perché sei sempre chiarissimo e insomma riesci anche a mettere un po' di luce sui lati che rimangono bui, e poi ci sono anche terapeutisti, quindi insomma dovremo abituarci a spiegare, però spieghiamo sempre, perché non è mai male parlare di queste cose, soprattutto con delle persone competenti. Grazie al prof Mario Pezzotti e aggiorniamoci. Alla prossima. Grazie. Arrivederci. Grazie ancora. Allora Lorenzo, caro mio, poco da dire. In effetti, sì. No, ma ha detto molto bene il prof. Poi io non mi permetto, tecnicamente però la differenza fra un OGM è che il materiale genetico viene indotto a mutare nella pianta, e quindi c'è una mutazione puntuale. Cioè, faccio un esempio, e magari se mi sentisse il prof mi dà una bacchettata sulle mani, però riusciamo a mantenere quella tipologia di pianta, magari sviluppando il fatto che ha una resistenza a un determinato patogeno.
nelle OGM te non è che c'era un'induzione, tu edificavi il DNA, eri veramente, e quindi c'era un materiale, diciamo, esterno, un DNA esterno che tu, e quindi perché si poteva identificare? Perché veniva utilizzato un vettore, questo marker, tu facendo le analisi, la famosa PCR, non vorrei sbagliarmi, perché i miei ricordi di scienze biologiche ormai sono lontani, ventennali, però riesci a trovare, diciamo, quella sequenza genetica, anche, diciamo, comunemente quando non bastavano anche delle tecniche abbastanza facili. Invece con l'induzione è come se la natura, quindi ha ragione il prof, ma soprattutto lo sai cos'è, Antonino, quando non puoi, anche se non ti piace quella strada, è meglio comunque governare un processo che subirlo. Purtroppo noi facciamo sempre come sul Green Deal, no? Pensiamo di essere Europa-centrici, no? Noi ci mettiamo le regole per noi e pensiamo che l'altro mondo giri, invece non è così, l'altro mondo va avanti, siamo i campioni anche nella ricerca in questi processi, e bisogna non subirli soprattutto. Sono 18:00 minuti e adesso vi lasciamo col direttore responsabile Giovanni Sallusti. Noi ci risentiamo alle 18:10, 12, 13 in base al quanto vorrà prendersi il tempo il padrone di casa, e poi ci risentiamo sulle onde di Radio Libertà. A tra poco. Avete ascoltato Chilometro Zero.